Amici bellini, buondì, perché non è che può essere sempre martedì, qualche volta potrebbe anche essere. Lasciamo perdere. Volevo touch base con voi perché mi sono preso un pochino di pausa, o dovevo farlo per aiutare un amico. Vedete, ho dormito troppo. Quando dormi troppo è peggio. Dovevo riposarmi, ho aiutato un amico a traslocare. Sono fatti che non vi riguardano. Cominciamo. Amici bellini, è un martedì pazzesco. Sono proprio disonesti, ma rumori incredibili, rumori. Allora, è la situazione degli infortunati, giusto per capire il momento, no? Perché noi affrontiamo tutti i problemi, le problematiche, Gattuso, la società, i giocatori che non stringono le marcature, rompono male la linea difensiva. Ma dobbiamo anche renderci conto che non abbiamo 11 giocatori da mettere in campo che siano 11. Soprattutto in attacco in questo momento siamo in grosse difficoltà, quindi dobbiamo analizzare quelle che sono le ipotesi. Ma volevo anche sottolineare un paio di cose. Ascoltavo Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale del Calcio Napoli. Tutta la trasmissione è stata impostata sulla figura manageriale, sui dirigenti, sulle strutture, sulla struttura societaria. Quindi, ovviamente loro non ci citano, io l'ho scritto, ho scritto a Walter, ho fatto i complimenti a Walter De Maggio, complimenti per come avete impostato la puntata. Niente, non mi cagano proprio. Fabio, anche lui ha scritto, sono il cofondatore della cosa. Niente, non cagano proprio. Va bene, va benissimo. A me non interessa la paternità della petizione che è partita mesi fa, di cui se ne parla da anni, eccetera, eccetera. Non mi interessa, l'importante è che arrivi. È arrivata, ragazzi. Se continuate a firmare ha più importanza perché ovviamente si vedono le date, si vedono le firme, si vedono le cose, dice quello la società sta chiedendo il Calcio Napoli, la radio ufficiale sta dicendo se mettete Bagni in società, Zola, De Nicola, eccetera eccetera, forse le cose migliorano. Gio Pellecchia non c'entra niente. È una soddisfazione personale, quindi perdonate il dissing, non è nemmeno un dissing, faceva piacere che dici guarda, a New York è partita questa cosa. No, fate conto che l'avete pensato voi della radio ufficiale, va benissimo, non mi interessa. Situazione infortunata. Tra l'altro stasera dovrei andare live Caffè Napoli 1926 su Facebook. Se mi seguite sul canale Telegram che trovate in basso in descrizione sapete meglio l'orario, eccetera eccetera. Poi devo andare a trovare Gabe per il suo compleanno, insomma giornata pienissima. Situazione infortunati, si parte dal portiere Ospina e pare insomma che ci sia ancora, quasi tutti stanno facendo lavoro di terapie tra campo e palestra, qualcuno in gruppo, qualcuno isolato, eccetera eccetera. Ospina probabilmente inizio marzo. Ora però su Ospina dobbiamo capire se Gattuso lo fa rientrare titolare direttamente oppure se si alterneranno di nuovo con Meret. Non lo so, questo non lo sappiamo. Considerando il fatto che Gattuso comunque non sarà l'allenatore del Napoli l'anno prossimo, a meno di cose incredibili, di pianeti che collidono insomma, lo sappiamo. Quindi non credo che lui se ne fotta tanto di conservare il patrimonio Meret, è capace che rimette Ospina dentro, quindi veramente non lo possiamo prevedere. Ma comunque Ospina così. Dopodiché c'è Yusai che pare che possa con Demme rientrare a fine mese. Non credo che li possiamo vedere titolari con il Granada. Probabilmente possiamo farci una speranzella per il Benevento. Demme lo sapete, Demme aiutaci tu, Demme sarebbe fondamentale. Su Yusai comunque far riposare Di Lorenzo mi sembra importante perché alla fine tutte le azioni vengono da lui, è sempre stanco. Per me è l'unico terzino decente a livello di struttura fisica, di discreta tecnica, nemmeno grande tecnica, però sa toccare il pallone, fisicamente è tosto, però se gioca tutte le partite senza mai riposarsi è normale che i problemi arrivano anche dalla sua fascia, non c'è proprio alcun dubbio. Quindi ci serve. Per quanto riguarda Lozano si parla probabilmente di metà marzo, e che questa è una probabilmente delle defezioni
situazioni più gravi che abbiamo, e probabilmente anche per Manolas metà marzo. Abbiamo ritrovato Koulibaly, che deve ritrovare minutaggio, probabilmente giocherà perché l'ha messo nella mischia, eccetera eccetera. Non so se Ghoulam rientrerà nelle rotazioni oppure ci siamo resi conto ancora una volta che non è in grado, ma questo purtroppo è una cosa che ci portiamo avanti dall'anno scorso. E niente, su Osimhen purtroppo il trauma cranico c'è stato, si sono sprecati i meme e le battute sul ragazzo che pare che non si ricorda. Pensate com'è grave quando batti la testa, non si ricordava l'episodio, non si ricordava come Song K, che è successo, non mi ricordo, se l'è dovuto far spiegare, quindi i meme si sono sprecati. Sei un attaccante fortissimo, segni 50 gol al minuto, sai, per convincerlo, magari, perché il momento potrebbe anche essere, capito, che quando uno perde la memoria si convince che è fortissimo e diventi fortissimo, perché parte tutto da qua, no? La fragilità mentale. Mentre De Laurentiis si è detto no, ma quali 4 milioni a stagione, tu non guadagni niente, i tifosi dell'Ill ti stanno aspettando, eccetera eccetera, i vari meme. Comunque, in bocca al lupo. Osimhen, Victor, torna presto e torna forte, torna più scattante, torna come eri all'inizio, perché secondo me ancora non ci siamo. Non facciamo il giudizio tranciante, aspettiamo un pochino. Petagna, stesso dicasi, insomma, forse per inizio marzo potrà tornare a far riposare così. E poi Mertens invece pare si sia allenato completamente con il gruppo, e quindi non so se dall'inizio, probabilmente non si vorrà neanche forzare. Non so se il Napoli crede, ecco, questa poi è la chiave, perché tu metti dentro Mertens contro la Juventus forzando il rientro, perché comunque è partita secca di Supercoppa, tu dici io me la gioco fino alla fine, eccetera eccetera. Non so se in questa partita secca il Napoli crede veramente nella possibilità di fare 3 gol senza subirne. Il Granada è una delle squadre con la peggiore difesa in Spagna, ha perso con l'ultima in classifica, non significa niente perché tutte le partite fanno storia a sé, e oltretutto pare che abbiano usato molto turnover proprio per giocarsi questo ritorno alla morte. Per il Granada, insomma, non sono mai stati in Europa, giocano contro il Napoli, stanno tutti contenti, giustamente, godetevela, ve lo state meritando, quindi va benissimo. Quindi non so se il Napoli ci crede effettivamente, oppure che questo problema è societario, parte dalla testa, perché se ci fosse unità di intenti, no, la società con Gattuso potrebbe decidere: ragazzi, allora usciamo dall'Europa, non fa niente, tanto il percorso è troppo lungo, così abbiamo la settimana tipo e tutti insieme, tutti convinti, possiamo andare a recuperare quei 4 punti, perché la Roma magari continua, il Milan continua, l'Atalanta continua, non so se la Lazio, l'Atalanta andranno avanti stasera. Con l'unità di intenti uno potrebbe decidere proprio volontariamente: non ci sfiacchiamo, in Europa abbiamo la settimana tipo. Ma non lo so se sono d'accordo, se Gattuso lo vuole fare apposta per poi fare più punti possibili in campionato per se stesso. Non so se si va ancora di più allo scontro, se invece viene esonerato nel momento in cui esce e si vuol far fare al nuovo allenatore il percorso liscio senza problemi infrasettimanali. Sono tutti discorsi che purtroppo lasciano il tempo che trovano, perché non c'è questa coesione tra la società e l'allenatore, e quindi da quando si parte, da quando escono fuori queste problematiche in piazza da parte di tutti, diventa complicato viaggiare tutti sullo stesso binario verso l'obiettivo comune. È troppo complicato così. Ecco perché ci vuole il team manager, ci vuole il segretario tecnico, ci vuole una figura manageriale che faccia incontrare le parti quando le cose vanno male, perché è normale, è normalissimo che quando andava tutto bene il Napoli comunque aveva la società snella. Qualcuno mi potrà dire: Sarri vinceva, è chiaro, ma quando vanno tutto bene le cose non ti serve la figura che risolve i problemi, ma quando ci sono i problemi è lì che li risolvi, è così che li risolvi. Piano piano, con figure importanti. Ma va benissimo, abbiamo la petizione, voi firmate la petizione, fatemi sapere, noi faremo degli approfondimenti. Ho altri addetti ai lavori che devo chiamare Moschella per la questione del Granada bis, per vedere come stanno, e fare delle ipotesi per giovedì. Dopodiché sapete dove trovarmi, tutte le cose belline che facciamo quotidianamente, perché cresciamo insieme. La community è stata cazzo, ragazzi. La community è stata cazzo di far
di impostare una puntata intera della radio ufficiale. Io non ho altro da dire. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Seguitemi in tutte queste cose qua, perché non si sa quando vado live e quando faccio le cose. Dovete seguire Instagram, vai. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, poi c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.